Buonasera, buonasera a tutti. Siamo insieme per il primo capitolo della lettera ai Romani che è stata presentata da Riccardo De Rosa nella scorsa occasione in cui ci siamo incontrati venerdì scorso. Invito tutti a rileggere quella testimonianza, quella ricerca così attenta che ha fatto il pastore Riccardo De Rosa, perché è molto edificante e consiglio veramente a tutti la rilettura. Io l'ho riletta, alcuni passi li ho riletti anche 3 volte, è molto densa, corposa e ricca, e quindi ritornare sulla sua relazione è inopportuno, perché certamente ricorderei molte meno cose di quelle che ha detto lui, dato che dobbiamo concentrarci sul capitolo 1. Voglio ricordare comunque, per un altro ambito di lettura che mi ha accompagnato questa settimana, che ci troviamo di fronte a un esempio di letteratura epistolare dell'era antica, quindi è anche importante questa lettera ai Romani dal punto di vista letterario. Voglio ricordare, sintetizzo un po' anche quello che ha detto Riccardo De Rosa, lo scopo: dare dettagli del Vangelo, proclamarlo, presentandolo in modo completo, attraverso alcuni riferimenti. Ne potremmo individuare 3. 1. Indicare in modo completo il piano della salvezza del Dio Trino, la condanna dell'uomo attraverso il peccato e la salvezza di Cristo. Un secondo punto di riferimento che dobbiamo tenere presente è dimostrare la priorità giudaica e l'estensione della salvezza in ambito gentile. E il terzo punto riassuntivo è appunto l'esaltazione del piano di salvezza di Dio. Imperscrutabilmente egli ha scelto prima i giudei e poi i gentili. Questo aspetto progettuale è anche da tenere presente. Prima di andare avanti e di trovare alcuni punti di riferimento del capitolo 1 e di leggere anche il capitolo 1 per intero, vorrei che ci concentrassimo nella preghiera. Sia esaltato il tuo nome, Signore. Sia benedetto il tuo santo nome. Sia benedetto il tuo santo nome perché tu hai dato la tua scrittura, Signore. Perché questa scrittura è tua. Uomini ispirati dallo Spirito Santo hanno detto le cose che tu hai ordinato fossero dette. Lode a te, Signore, per l'inerranza della scrittura. La scrittura non può sbagliare. Lode a te, Signore, sia esaltato il tuo piano di salvezza che prevede gli ebrei e poi noi gentili. Sia esaltato il tuo piano di salvezza, Signore, perché tu hai offerto il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, e tutti quelli che credono in Lui avranno la vita eterna. Sia esaltato il tuo nome, Signore, perché tu ci accompagni anche in queste riunioni in cui noi ci troviamo per studiare la tua divina parola, per approfondire, per sedimentare quello che tu ci dici ogni giorno, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore, e il nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Romani 1 dunque si presenta con una autopresentazione dell'Apostolo, come leggeremo, che dichiara di se stesso essere servo e apostolo. Continua poi con un ringraziamento nei confronti di Dio, perché la fede è entrata anche a Roma, è entrata anche nella capitale dell'impero. Questa lettera ha 2000 anni, quindi Roma in questo momento è veramente il punto di riferimento della cultura, della civiltà. E quindi
l'Apostolo fa riferimento alla fraternità e alla famiglia cristiana, perché la famiglia cristiana è una delle componenti della Chiesa e fa riferimento proprio a questa Chiesa intesa come famiglia. Leggeremo i primi 16 versetti e leggeremo anche alla fine della lettura dei primi 16 versetti quanto Paolo consideri il Vangelo potenza di Dio, salvezza per chiunque crede, ripetendo prima del giudeo, poi del greco, perché la giustizia di Dio si rivela in questo modo. E troveremo alcune considerazioni poi e faremo anche alcune domande alle quali potremo rispondere da casa più tardi che al collegamento e in sala. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture, riguardo al figlio suo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, e quanti sono in Roma amati da Dio, chiamati a essere santi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente per volontà di Dio io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e Dio. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Ecco dunque che Paolo si presenta e, come vedete, sottolinea le sue credenziali di servo, di apostolo del Vangelo. Osservate l'umiltà con la quale si presenta. Egli usa, dopo aver utilizzato il suo nome come primo termine, il termine di servo. Ed è molto interessante questa connotazione, perché noi tutti dobbiamo riconoscerci prima di tutto servi di Cristo e dobbiamo soprattutto dire a noi stessi in che misura siamo pronti a servire Cristo. Questa connotazione di umiltà che si collega con una connotazione di obbedienza va posta in evidenza, così come va posto in evidenza
che un po' tutte le lettere di Paolo hanno questo incipit, no? Incipit vuol dire questo inizio. Se noi per esempio andiamo a cercare Tito al capitolo 1, i primi 4 versetti, troviamo Paolo, servo di Cristo e apostolo Paolo servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire, egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me, per ordine di Dio nostro Salvatore. A Tito, mio figlio legittimo secondo la fede che ci è comune, grazia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo, nostro Salvatore. Un inizio che assomiglia a quello che abbiamo letto in Romani. Paolo si proclama servo di Dio e apostolo, prima servo e poi apostolo. Si proclama colui che è pronto a promuovere la fede degli eletti di Dio, la conoscenza della verità, la quale conoscenza della verità è conforme alla pietà, alla religiosità, la speranza della vita eterna. La speranza della vita eterna per il cristiano è la certezza della vita eterna. Noi siamo certi di questo, perché il Signore l'ha promesso con le sue parole, perché abbiamo creduto in Gesù Cristo, abbiamo chiesto il perdono dei peccati e quindi abbiamo la certezza della vita eterna. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola. I tempi stabiliti sono quelli che dichiara Dio. Dio ha dei tempi stabiliti per fare ogni cosa. I tempi stabiliti per il popolo di Israele, il vecchio patto, il nuovo patto, i tempi stabiliti per i gentili. E ancora una volta Dio e Salvatore emergono fuori. E quindi la lettera dice a Tito, ecco in questo caso, è rivolta non ai Romani, come quella che abbiamo letto, ma a Tito, un figlio che lui chiama legittimo. L'incipit, che è appunto sempre la considerazione iniziale, la possiamo leggere anche in Galati. Anche in Galati, capitolo 1, versetti tra 1 e 5, troviamo lo stesso inizio con qualche variazione minima, ma che ci fa capire come Paolo vuole accreditare se stesso di fronte al lettore. I credenti della Chiesa di Galazia, questi non sono più un uomo, ma sono la comunità della Chiesa di Galazia. I primi, dicevo, 5 versetti, eccoli che vanno in onda. Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha resuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati e per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Scusate, non è andato in onda, ma comunque abbiamo compreso come Paolo apostolo, non da parte degli uomini, non è stato incaricato dagli uomini, ma è stato incaricato a Gesù Cristo, testimone di Dio, il Padre, colui che ha resuscitato dai morti Gesù Cristo. Anche qui c'è un immediato riferimento cristologico a tutti i fratelli che sono nella Galazia. La grazia sia con voi, la pace sia con voi. La grazia porta la pace. È la pace di Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati e in questo modo ci ha sottratti, ci ha messi fuori dal presente
secolo malvagio. Il tempo storico che noi attraversiamo, come quello che attraversava Paolo, è un tempo storico malvagio. È un tempo storico in cui non sta vincendo la verità, apparentemente, ma la verità di Cristo è superiore a tutte le cose che non ci piacciono, che noi abbiamo visto in questi 2-3 anni e forse anche in molti decenni precedenti. Ma Gesù Cristo si sottrae al secolo malvagio perché questa è la volontà di Dio Padre e a Lui può essere la gloria in eterno. Un Vangelo preannunciato perché, se torniamo alla partenza, cioè la lettera ai Romani, troviamo che l'Apostolo dice riguardo al figlio suo nato dalla stirpe di Davide, la credenziale di se stesso, io vi parlo perché mandato a voi eletti e vi dico chi è Cristo, colui che è nato da Davide, perché carnalmente Gesù Cristo è un discendente di Davide, della tribù di Giuda, discendente del grande re di Israele, quindi di Davide, di Salomone, di tutti coloro che vennero dopo. Spirito di santità. Spirito di santità, vorrei leggere un passaggio che è scritto da un commentatore cristiano. Nella vita terrena di Gesù, la sua vita nel regno della carne, egli era il seme davidico, il Messia, ma sebbene sia vero e prezioso, questo non racconta l'intera storia. Per i cristiani Gesù è anche nel regno dello Spirito, il Figlio di Dio, potente e vivificante. In Cristo è iniziata la nuova era della storia redentrice e in questa nuova tappa del disegno di Dio Gesù regna come Figlio di Dio potentemente attivo per portare la salvezza a tutti coloro che credono. Tramite Lui dunque abbiamo la grazia, tramite Lui l'obbedienza alla fede sia una conseguenza di questa grazia che noi abbiamo ricevuto. Non sarà sfuggito al lettore che Lui chiama. Grazie al Signore dunque perché la fede è diffusa in tutto il mondo, anche tra voi romani è arrivata la fede, sta dicendo, e allora io prego per voi. Vorrei andare ancora in altra parte della scrittura a cercare Tessalonicesi ed è proprio la prima lettera ai Tessalonicesi che voglio proporvi, al capitolo 1, i versetti 2 e 3, c'è lo stesso sentimento che abbiamo letto in Romani. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere e ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio, Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del nostro amore e della costanza della vostra speranza nel Signore Gesù Cristo. Quindi ringraziamento per questa unità familiare. Vorrei incontrarvi affinché ci confortiamo a vicenda. Quando ci incontriamo, anche noi, anche se sono passati 2000 anni da Paolo, ci confortiamo a vicenda. Voi mi confortate ad essere più numerosi del solito questa sera e io spero di essere di conforto per voi. Quando ci incontriamo ci rendiamo conto che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Una chiesa ad personam non esiste, esiste una chiesa a comunità. I servizi alla persona sono necessari in una chiesa, ma il credente autonomo non è il credente che vuole la scrittura. La scrittura vuole un credente che si confronta con altri credenti, che si incontra. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, non dobbiamo crederci autosufficienti.
perché siamo una famiglia proprio perché siamo numerosi. Anche in Prima Tessalonicesi 3, i versetti tra 7 e 13 ci riportano a questo concetto di famiglia, di fratellanza. Per questa ragione, fratelli, ecco che è comparso, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur tra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora Dio, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, Signore, vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità, davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i salmi. Quindi anche in Prima Tessalonicesi c'è questo richiamo alla preghiera, allo stare insieme. E avete osservato la lettera ai Romani? Noi preghiamo per voi e le preghiere per loro ci indicano che anche noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Noi nelle nostre riunioni di preghiera preghiamo gli uni per gli altri. Anche lunedì mattina abbiamo pregato chiamando per nome alcune persone e presentandole al Signore, notte e giorno con continuità. Noi siamo di notte, possiamo pregare di notte, di giorno, quando siamo al semaforo fermi, possiamo rivolgere una preghiera. Ma soprattutto dobbiamo fissare dei tempi in cui ci soffermiamo e leggiamo la Bibbia e preghiamo. Siamo riconoscenti, siamo grati al Signore, dice l'Apostolo, perché abbiamo questa fratellanza e loro hanno un grande piacere di vedersi, sono molto distanti. Io scrivo, dice Paolo, a voi romani siamo distanti, io avrei piacere proprio di incontrarvi. E allora sapete, mi sono chiesto quanto piacere ho io di incontrare ognuno di voi domenica, o ognuno di voi quanto piacere ha di incontrarmi la domenica. Anche oggi mi tocca andare là. E allora, quanto piacere di vedersi la domenica? Quanto tempo per pregare impegniamo in una nostra giornata. Eppure lo dobbiamo fare finché il Signore ritorna. Voglio ritornare al verso 12, naturalmente di Romani, e lo vorrei rileggere, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi ed Io. Non ci confortiamo a vicenda perché ci raccontiamo le vicende di una squadra sportiva che è andata bene o che è andata male domenica scorsa, ma ci confortiamo a vicenda perché abbiamo questa profondità di unità di intenti in Gesù Cristo. Siamo con Lui, siamo i figli di Dio, riscattati da Dio, cancellato il nostro peccato, e quindi ecco che il conforto ci fa trovare forza insieme. Una forza umana che non troveremmo se non in questa spiritualità. E allora io ti chiedo, tu trovi forza nel fratello? Io trovo forza negli altri. E ribadisco l'umiltà dell'Apostolo. Ha detto servo di Cristo. Dirsi servi in quel tempo storico vuol dire
l'ultima ruota del carro. In questo tempo storico la parola servo è diventata quasi retorica. Sono un servitore dello Stato. In realtà magari stiamo parlando di persone che si stanno facendo gli affari loro, il business politico. In quel momento storico dirsi servo aveva un significato ben profondo e preciso. E ritorno sul senso dell'umiltà perché abbiamo trovato nei versetti 14 e successivi: io sono debitore. Pensate un po', una delle cose che di solito noi esseri umani, soprattutto negli europei 900 e 2000, ci diciamo: io non devo niente a nessuno. Quante volte abbiamo detto? Anche noi. Io non devo niente a nessuno. E invece Paolo si riconosce debitore verso i romani, verso i greci in senso lato, verso gli europei, verso gli ebrei, verso i suoi fratelli, verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Sono debitore nei confronti di tutti. Ho da dare, ho il dovere di dare a tutti. E questo senso di umiltà dell'Apostolo è un senso di umiltà che deve farci riflettere sul fatto che la salvezza è per tutti, ma anche che il Vangelo non ha nessuna componente di razzismo. La priorità spetta a Dio scegliere la priorità. E lui dice prima giudei, poi greci. Il piano progettuale di Dio implica una salvezza che procede dal Padre per il popolo di Israele, che si estende tramite il Figlio a giudei e gentili insieme, mentre tramite lo Spirito Santo sono principalmente le genti destinatarie del messaggio. Non si dimentichi comunque che il popolo di Israele rimane incluso nel piano di salvezza, sottolineando tuttavia l'urgenza della conversione, cioè del riconoscimento della croce, sul cui legno il Figlio di Dio soffre e muore, poi risorgendo, affinché tutti abbiano la vita eterna accettando il Vangelo della salvezza nel suo nome. Paolo si dice pronto ad annunciare questo ai Romani e a rafforzare quanti hanno già risposto a questa chiamata, senza vergognarsi del Vangelo, senza nascondersi. Esso è potenza di Dio, una forza dirompente per giudei e greci, una grande rivelazione per operare al meglio poi più avanti. Anche chi non ci volesse seguire nella seconda parte della nostra riunione ma si soffermasse a questo punto, suggerisco la rilettura dei versetti 1 a 7 per scoprire importanti informazioni sul Vangelo e per interrogarci su che cosa possiamo imparare da Paolo e dai Romani. Allora io lo rilego adesso. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che gli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture riguardo al figlio suo nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ci potremmo fare delle domande. Cosa possiamo imparare dal concetto di famiglia di Dio alla quale ci siamo riferiti? E una seconda domanda: che cosa significa essere chiamati? E poi potremmo fare un'altra domanda: cosa scopriamo dei Romani e di Paolo? E quindi che cosa
scopriamo della relazione di Paolo con Dio e quindi della potenza del Vangelo, della quale rileggo i versetti 16 e 17. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Io mi soffermo qui e voglio chiudere ancora con una preghiera, poi ci incontriamo con coloro che hanno il collegamento. Signore, anche noi vogliamo essere servi di Cristo. Io voglio essere servo tuo, Signore. Io voglio essere messo a parte per il Vangelo. Grazie, Signore, perché tu mi hai messo a parte per il Vangelo, per testimoniarlo. Non ho la potenza di Paolo, ma ho la volontà in questo piccolo luogo, in questa piccola città, di essere testimone del tuo Vangelo. Tu l'hai promesso per mezzo dei tuoi profeti, nelle Sante Scritture. E poi è venuto nella storia tuo figlio, nato dalla stirpe di Davide, il figlio di Dio. Abbiamo gustato lo spirito di santità, che lo ha risorto dai morti. Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui, la grazia. Signore, siamo chiamati anche noi, anche se non siamo romani, anche se non siamo coloro che vivevano 2 anni fa, siamo stati chiamati a essere santi. Grazie, Signore, perché questa pace da Dio ce l'ha data soltanto Gesù Cristo. Signore, ti preghiamo di guidare ancora la nostra riflessione. Ti preghiamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Arrivederci dunque e a più tardi, tra qualche minuto, per quanto riguarda la seconda parte.